Anno nuovo, vita nuova, recita l'adagio, ma questo 2021 deve fare purtroppo ancora i conti con il Covid. Nei prossimi mesi sentiremo parlare di curva dei contagi, di fasce e colori, con regioni che entreranno o usciranno da una fascia per passare ad un'altra. Sentiremo parlare soprattutto di vaccino anti-Covid e di effetti di questa pandemia sul lavoro e sull'economia. Ultima festività di questo Natale singolare è l'Epifania e a lei ci si affida per gli ultimi auspici, desideri, nella speranza che il nuovo anno sia foriero di notizie positive. Lo sa bene il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, al quale abbiamo chiesto cosa vorrebbe che l'Epifania portasse via con sé. A parte il Covid, la Befana dovrebbe portarsi via i pensieri che ha comunque determinato questa crisi economica che stiamo vivendo in ciascuno di noi e portarci invece un po' di serenità, quello sì. Come è iniziato questo 2021? Ma per quanto mi riguarda è finito come il 2020, quindi siamo ripartiti senza mai staccare la spina e devo dire che sono anche preoccupato di questo, però siamo fiduciosi perché prima o poi arriva il momento in cui la ripartenza ci sarà e bisogna farsi trovare pronti soprattutto.